possibile. Ivan Landini è un amico, come tutti i gincanisti la maggior parte, però è un amico vero, tutto il passamento, i caponi di Sant'Angelo di Vado, ben addestrato anche da Luca Pazzaglia, detto Michel. Bene anche l'entrata nel... Adesso qui, questo è... E qui l'hanno fatto tutti molto bene questi passi, questi retromarcia slalom. Bravo, bravo Ivan, ci sei nella strada giusta, il cavallo sta crescendo tanto, gli ha cambiato marcia, non spingeva questo cavallo, ma Ivan Landini c'è adesso lì, deve contenere, via, questo splendido Black. Peccato, quella pallina da recuperare Ivan, quella pallina da recuperare e lo deve fare e cambia marcia su questo splendido Corte Rotti, 4 anni, giovanissimo, gli ha chiesto già tanto a questo cavallo, gli ha messo tanta velocità, però può crescere ancora, quindi può diventare vincente. Vi ricordo dopo Ivan ci sarà Palanca Fabrizio su Zeus e Attili Roberto su Cazza, Pier Santi Marco su Chibo e Vigiani Norberto su Birba. Da Ivan, il tipo è con te, adesso va a stoppare, arriva distante dal side pass, ma se lo mette lo corregge e lo fa bene, grande Ivan, via, Ivan Landini. Oggi grande spettacolo alla Scodatanese, sicuramente è una tappa da ricordare questa tappa alla Scodatanese per la gran tecnica vista nei Cavalieri, uno più bravo dell'altro veramente, anche Ivan ci ha messo di suo, ottimo, la chiusura adesso deve chiudere, sorriso per lui, grande il suo tempo, una pallina, 121,82, buono Ivan il suo tempo, 121,82, ci mette se non ero 5 secondi, Tere, 5 secondi, mi conferma il giudice di campo, Teresa Fioronci, bravo Ivan Landini con questo giovane cavallo in crescita, quarto posto perché si mette anima a corpo, Ivan Landini.